Il primo è struttura, organigramma per definire chi fa cosa, modifiche al regolamento, come ottimizzare le comunicazioni e coordinare i lavori, chi e come nominare il referente o i referenti regionali, ruolo del referente regionale. L'altro punto è sistema di votazione, liquid feedback, stato dei lavori, necessità del gruppo di lavoro, aventi diritto al voto, sono i coordinamenti provinciali o i singoli meetup a decidere le liste o si può iscrivere chiunque. Terzo punto all'ordine del giorno, appunto quello che diceva Giancarlo, figure stipendiate del movimento, criteri per la scelta, leggere prima verbale riunione, eletti del 10-11. Lei è della Dicos e con questo cappellino, questa cosa, mi sembra della Dicos. Che state facendo? Distribuiscono pane. Pane? Buono, di settembre. Siamo dei rivoluzionari, complottiamo. La percezione del movimento è la realtà delle cose. Allora, grazie a tutti. Questo messaggio, il primo, insomma, per aprire era semplicemente questo. Noi abbiamo vissuto un'esperienza fantastica e adesso siamo diventati portavoce di quello che è il movimento siciliano. Una grande affermazione, credo, 15 persone che entrano all'interno e stiamo veramente con gli occhi puntati da parte di Forza Italia addosso, perché tutto quello che faremo, e che quando dico faremo non siamo soltanto noi ma tutti insieme, è chiaramente messo al vaglio. Noi paradossalmente, forse magari vi carico troppo responsabilità, per bene che lo sappiate, noi siamo la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle alle nazionali. Io adesso il primo punto dell'ordine del giorno era, allora credo uno dei punti era questo, come gruppo parlamentare all'interno dell'ARS, questo per darvi, diciamo, delle indicazioni di massima. Ci sarà la possibilità di prendere delle figure che in gergo all'interno dell'ARS vengono chiamate gli stabilizzati. Sono persone che a vario titolo stanno all'interno dell'ARS da 10 anni, da 20 anni, e sono addetti stampa, insomma personale a vario titolo, chi risponde al telefono, insomma, hanno anche delle qualità chiaramente. Questo personale viene ridistribuito fra i gruppi parlamentari in funzione anche della grandezza, del numero dei gruppi parlamentari, del numero dei parlamentari all'interno del gruppo, tutto questo. A noi dovrebbero toccarci una parte, diciamo 8, no? Ora non sappiamo ancora bene come verranno suddivisi. Questi vengono pagati direttamente all'ARS con un contributo che viene erogato direttamente al gruppo stesso. C'è la possibilità però di avere un secondo contributo, sempre che viene erogato, perché è diciamo a titolo personale del deputato, si chiama contributo unificato, per assumere personale esterno. Ora noi abbiamo fatto un'ampia discussione con gli altri, perché ci siamo anche relazionati con quelli che sono in Piemonte, quelli che sono in Emilia Romagna, per capire ma voi come vi state organizzando, cioè come vi siete già organizzati. E loro tutti da entrambe le parti, compreso anche Grillo, ci ha detto voi dovete comunque affidare le cose più rognose a persone che devono essere di fiducia. Per cui per noi di fiducia diventa il fatto di poter scegliere fra chi durante la campagna elettorale ci è stato accanto, e comunque sono degli attivisti, sono delle persone che hanno a disposizione la volontà e capiscono già cos'è il movimento, per cui siamo di fronte alla scelta di dover poter prendere qualcuno per lavorare all'interno della regione. L'altro giorno in una riunione, e qui chiamo adesso Giampiero che tu mi pare che te li eri iscritti, abbiamo stilato diciamo dei criteri secondo i quali noi vorremmo scegliere poi queste persone. Non sappiamo ancora il numero, potrebbero essere 1, 2, 6, 7, non lo sappiamo ancora. Dobbiamo capire quali funzionalità e quali professionalità ci servono, e ovviamente sarete tenuti al corrente di questa cosa, perché è, se volete, una scelta di campo, nel senso che daremo la possibilità a qualcuno di venire a lavorare all'interno della regione e quindi di rendere più fluido il gruppo parlamentare e più incisivo nell'azione. Però è anche bello secondo me che ci relazioniamo un pochettino tutti assieme e vi raccontiamo come la stiamo pensando, questo modo questo criterio di scelta. Buongiorno.
Allora, io vi leggo adesso i criteri, anzi li leggo proprio così non sbaglio, i criteri che abbiamo scelto. Sono criteri che, come diceva Giancarlo, verranno resi pubblici, cioè tutti quanti avranno la possibilità di verificare come verranno utilizzati, perché chiaramente ne metteremo nel sito, nei vari blog, nel meetup. Sulla base di questi criteri, 15 deputati sceglieranno la rosa delle persone che collaboreranno con noi. Allora, i criteri sono attivismo / fiducia. Perché abbiamo fatto queste due opzioni? Perché in realtà il concetto di attivismo ancora non è ben definito, ci sono vari meetup e quindi non è sempre facile identificare il parametro. Per cui, come proposta, ci sarebbe la possibilità di certificare, cioè il proprio meetup di origine certifica che quella persona candidata è in effetti attivo. Questa è un'opzione, cioè una possibilità, sulla base del parametro attivismo / fiducia. Il secondo parametro è il curriculum. Noi chiaramente siamo per la meritocrazia, non potremmo chiaramente discostarcene, per cui qualsiasi ruolo che verrà utilizzato dai 15 deve essere certificato da un valido curriculum vita e studiorum. Quindi un curriculum che si basa sull'attività pratica, ma anche, se è necessario, su attività accademiche o non accademiche se la persona è laureata. L'altro criterio è la disoccupazione. Abbiamo voluto inserire questo criterio perché ci sembrava giusto dare la possibilità a chi non lavora di poter usufruire di questo impiego. Chiaramente la disoccupazione deve essere valutata. Il criterio della disoccupazione non deve essere fatto, come dicono i latini, ad mutuum, ma deve essere fatto su un parametro giuridico. Quindi io ho proposto che i candidati devono produrre il nuovo libretto del lavoro, quello che ha sostituito il vecchio libretto del lavoro, quello del comune, in più eventuali iscrizioni nella Camera di Commercio. Si pensi a lavoratori autonomi o comunque queste persone che hanno redditi esterni e che non vengono contabilizzati lì. L'altro requisito è il divieto assoluto di qualsiasi forma di parentela discendente o ascendente fino al secondo o terzo grado. Cioè nessuno dei 15... non sia mai che ci vengano a dire che noi assumiamo parenti, e quindi il parametro diciamo che è abbastanza trasparente e coincide con quelli che sono i nostri principi. Quindi nessun livello di parentela, chiaramente con tutti e 15, in modo tale che si eviti questa situazione. Ora, questi sono i parametri standard. Sulla base di questi parametri i 15 deputati saranno chiamati, in modo democratico, ora vi spiego come, ad eleggere, meglio a scegliere, questi soggetti. Allora, chiaramente lo stipendio varierà secondo, come diceva Giancarlo, il fatto che... Sì, della qualifica e anche del fatto di quello di cui sopra, cioè i dipendenti pubblici, se li prenderemo o meno, perché c'è un meccanismo perverso, che veramente io ve lo dico da giurista, ci sono stato 20 minuti per capirlo, più dipendenti assumiamo interni, più ne possiamo prendere dei nostri. Non cercate non fatemi domande su questa cosa, perché io ho anche chiamato altri 3 colleghi avvocati e non l'abbiamo capito. Faremo comunque richiesta di un'udienza di dimissione alla Corte Costituzionale, perché sembra assurda sta cosa, cioè più ne assumi pubblici, più ne puoi assumere tu. Avete tutti la stessa faccia che avevo io quando me l'ha detto Giancarlo. Cioè è una cosa allucinante, io ancora non l'ho capito, quindi chiederò. Si chiama... Sì. Però nel codice penale è un reato. Quindi al di là di qualche ragazzo prima giustamente diceva dobbiamo cambiare questa legge, lo faremo, però chiaramente siccome queste persone ci servono per lavorare, intanto non a pigliare, perché sennò lavoreremo da sole. Quindi dicevamo, questi sono i criteri standard. Questi criteri praticamente si articolano in una votazione da 1 a 5, ogni deputato ha la possibilità per ogni singolo criterio di fornire un voto che va da 1 a 5, dove 1 è il minimo e 5 è il massimo. A parità di voto, che ora vi dico come verranno anche selezionate, a parità di voto abbiamo scelto democraticamente che salirà il più giovane, quindi anagraficamente il più giovane. Allora, il meccanismo è il seguente. Ogni deputato porterà una rosa di nomi della propria provincia secondo questi criteri. Sceglieremo sulla base di questi criteri, sulla base di questi voti, queste persone. Ora, tutta la procedura sarà totalmente pubblica e visibile continuamente.
Una volta che vengono selezionate queste persone saranno rese pubbliche tutti questi parametri, quindi per esempio Tizio ha preso 3 punti per il curriculum, Caio ne ha presi 4. Nel momento in cui saranno pubblici ci sarà la proclamazione tra virgolette di queste persone, punto. Parlo brevemente di un altro aspetto che riguarda da vicino i 15 deputati, che sono le commissioni. Come sapete ogni assemblea legislativa, sia nazionale che regionale, ha le sue commissioni. Le commissioni sono tenute, lo dico in termini molto generali, quasi tutti lo saprete, a elaborare i progetti di legge e eventuali emendamenti sulla base delle materie. Anche nell'assemblea regionale siciliana ce ne sono 6, sono 6 e sono divise per argomenti. Ora noi abbiamo, sempre alla luce del fatto di creare il maggiore contatto, anzi di mantenere il contatto con quelli che siamo, cioè quindi con la base, noi siamo la base, lo dico sempre, abbiamo deciso di fare come si fa un po' in Inghilterra, cioè creare delle commissioni parallele che collaborano direttamente con i membri delle commissioni parlamentari. Quindi vi faccio un esempio. Nella commissione ambiente ci sono Tizio e Caio. Chiaramente Tizio e Caio non li possiamo lasciare soli, sennò diventano pazzi, perché la commissione ambiente ha diverse materie all'interno di questo settore, c'è il turismo, ci sono le infrastrutture, c'è lo sport, è molto complesso, per cui lasciare soltanto 2-3 deputati da soli sarebbe un suicidio. Allora abbiamo deciso di creare queste commissioni parallele, cioè un gruppo di tecnici che verranno valutati allo stesso identico modo di come abbiamo del sistema degli stipendiati, chiaramente con particolare riferimento a un dato, la tecnicità del loro lavoro. Cioè io non posso assumere, per esempio, o meglio, è più congruo assumere, che ne so, un ingegnere piuttosto che un medico all'interno della commissione che sta analizzando il piano energetico, perché è chiaro che l'ingegnere, che sia ambientale o delle energie, può darmi un contributo maggiore. Quindi queste commissioni parallele gratis. Totalmente, questo è il parametro più bello di tutti, perché scremiamo molto, perché se si lavora gratis saranno poco. Perché significa lavorare molto, perché significa praticamente, ve lo dico perché purtroppo ho fatto giurisprudenza, ogni disegno di legge è tanto e va studiato tutto gratis. E quindi questa commissione parallela, che coadiuverà direttamente la commissione parlamentare, lavorerà sugli emendamenti nel momento in cui in commissione ambiente Tizio e Caio dovranno lavorare su un possibile emendamento presentato per esempio da Forza del Sud, oppure direttamente sul disegno di legge se saremo noi a proporlo sulla base del nostro programma. Quindi la struttura che si verrà a creare è articolata in questo modo: Tizio e Caio, commissione ambiente, è un'ipotesi. Commissione parallela ambiente, composta da un gruppo di tecnici. Io ho proposto, però chiaramente questo è un discorso che dovremo anche discuterne perché riguarda tutti noi, io propongo un numero piuttosto, cioè non troppo esteso, se no, come sapete bene, con una commissione di 200 persone non si lavora. Questo gruppo di tecnici, che chiaramente viene alimentato sulla base dei curricula, quindi il tecnico propone il curricula e viene scelto dalle persone, poi si deve interfacciare, ed ecco qui che entra il rapporto di democrazia diretta, con i referenti dei vari meetup. Quindi tutti i vari meetup che sono distribuiti a livello regionale, il meetup comunale di Terrasini, avrà un referente di quel, come già esiste, avrà un referente di quella stella, di quel settore, che si interfaccia direttamente con la commissione parallela e fornisce le sue idee. Perché questo? Perché è chiaro che la commissione parallela ha un lavoro di sintesi, ma il referente di Terrasini conosce benissimo il territorio, sa l'impatto dell'inquinamento che c'è dell'industria di Terrasini e quindi può riferire e quindi può creare un meccanismo di collaborazione diretta. Questa dovrebbe essere la struttura che abbiamo pensato, chiaramente vogliamo anche aprire il dibattito con voi, per lavorare in modo coerente su ogni singola commissione. Quindi sono 6 commissioni all'assemblea e parallelamente 6 commissioni parallele, 6 commissioni parallele e i vari referenti. Quello che io dico a tutti, e quindi è importante, qua ci sono delegati un po' di tutti i vari meetup della Sicilia, è creare una struttura, innanzitutto coesa. Io vorrei invitare tutti quanti, so che abbiamo delle realtà difficili a livello territoriale, ci sono più meetup per comune, a me piacerebbe tanto che ce ne fosse, non dico uno solo, ce ne fosse anche 100.000, ma l'importante è che ci sia la coesione. Ci sono 100 meetup, ok, però creiamo coesione, inutile lavorare in modo separato, in modo disorganico.
Perché qui non c'è una legge che ti dice tu devi lavorare con quell'altro, ti zeccai. Qua ci vuole la capacità, l'empatia, no? La nostra capacità di creare dialogo. Se noi abbiamo uno scontro con un altro meetup, abbiamo sono delle diatribe, dei pregressi con altri gruppi, cerchiamo di appianarle, perché noi siamo qui con un solo obiettivo: cambiare la Sicilia. E ricordiamoci una cosa, qui non siamo amici, io non sono vostro amico né voi siete miei amici, noi qua siamo compagni, ma non compagni nel senso comunista del termine, noi qua siamo compagni di lavoro, noi qui dobbiamo lavorare tutti insieme. Quindi la base è un gruppo solido, meetup compatti, gruppi compatti. A Palermo abbiamo 5 stelle, io sono il referente, lo ero, penso che cederò il posto, della Stella Sviluppo. Ho avuto il piacere di collaborare con Riccardo quando era candidato, abbiamo fatto il programma dello sviluppo, quindi ero il loro referente. Ognuno di voi, ogni meetup, dovrà creare uno solo referente di una stella che si interfaccerà con la commissione parallela e quindi le informa della situazione. Si raccolgono tutte le informazioni di tutti i referenti dei meetup, però per carità uno a comune, perché se io ricevo 5 comunicazioni diverse da 5 referenti teresini io divento pazzo. E siccome già c'è da diventare pazzi per il lavoro che avremo, non concluderemo niente. Siccome dobbiamo fare qualcosa di utile, diamoci una mano tutti quanti. Quindi quello che vi consiglio è coesione, eleggete tra di voi in modo democratico un referente per ogni singolo argomento, guardate un pochettino la struttura delle commissioni, che ne so, sanità, troviamo il referente, un medico, un infermiere, quello che cavolo volete che sia, che collabori con la commissione che si occupa, commissione parallela che si occupa di sanità. Questa persona direttamente informa tutti i problemi dell'ospedale locale, delle cliniche private, quello che volete, in modo tale da creare un rapporto diretto. È una cosa un po' complicata, però veramente se ci mettiamo tutti in modo propositivo e quindi appianando dissidi, ci riusciremo. E ci dobbiamo riuscire perché noi ricordatevi che siamo il primo partito, quindi abbiamo una responsabilità spaventosa. E come diceva Giancarlo, noi siamo la pubblicità alle nazionali, cioè noi dobbiamo davvero dimostrare di essere in grado di essere validi. Sì, buongiorno a tutti, rapido, Ernesto Stragano, Cartagirone. Il mio è un rapporto costruttivo, non distruttivo. Però avrei preferito che questi criteri splendidi, penso che condivisibili da tutti, attivismo / fiducia, disoccupazione, non ci venissero oggi calati dall'alto, ma dovevano essere anche quelli, secondo me, un attimo discussi con noi, cioè li avete decisi voi e ce li state comunicando. Bene, vanno benissimo, sono condivisibili. Un attimo, non mi era chiaro il criterio della disoccupazione. Abbiamo parlato di non anzianità di disoccupazione, no? Di disoccupazione, quindi non c'entra un anno scritto a collocamento, 2, 3, però dicono il criterio senza lavoro. Vabbè, ma dico il criterio non è più sensato chi ha più cioè chi è più anziano perché è più difficile può essere inserito nel mercato del lavoro rispetto a un giovane? Allora, il discorso della scelta dei criteri potrebbe sembrare una cosa che, come dici tu, calata dall'altro. In realtà, secondo me, dovremmo imparare a guardare veramente al succo del discorso. Cioè, queste persone dovranno lavorare a stretto contatto con noi, per cui è ovvio che noi cercheremo di prediligere un rapporto, diciamo, fiduciario. Cioè, io voglio accanto a me una persona di cui sono certo, mi posso fidare e ne conosco realmente le certezze, perché ci dobbiamo guardare negli occhi. Lì avremo a che fare con gente che cercherà in tutti i modi di spaccare questo gruppo, non in 2, in 15 parti, metterci l'uno contro l'altro, per cui lavorare con serenità, lavorare con persone che già conosciamo per noi è importante. Invito tutti a pensare che la condivisione, noi non dobbiamo condividere la modalità di tu prendi questo, tu prendi quell'altro, come l'hai scelto, come l'hai fatto. Io preferirei che tu ti incazzassi se ti tengo all'oscuro del fatto che stiamo portando avanti un progetto che è un'idea. Lì ti devi incazzare, non dei criteri di come devo scegliere uno che viene a lavorare con me. Non l'ho capito? No, mi stai rispondendo diversamente dalla mia poesia. Minchia, questa mi sta dicendo che sono un politico, Sì, ti vedo nel talk show. No, dai! Risposta diversa dalla domanda. Hai detto che condividevi i criteri ma erano calati dall'alto, io ti ho detto. Non era meglio? No. Non era meglio?
Ti ho risposto nella prima battuta, ho detto perdonami, se devono venire, cioè se devono essere le persone che devono lavorare a stesso contatto con noi. E allora che c'è la disoccupazione, Isole semplicemente a fine. Perché noi abbiamo detto che secondo noi è importante avere quel criterio. E poi sulla domanda della Allora, scusami. Allora, il discorso del calare dall'alto, come diceva Giancarlo, in questo caso non sta in piedi perché anche, non so se voi avete letto anche il codice etico dei parlamentari del Movimento 5 Stelle a livello nazionale, che è perfettamente contestualizzabile alla Sicilia. Noi come eletti dobbiamo rendere conto ai meetup, perché anche noi stessi facciamo parte del meetup ai cittadini, per quanto riguarda le idee, i progetti e i programmi del Movimento 5 Stelle. Quindi sono quelle le cose sui quali noi dobbiamo decidere insieme a voi. Infatti il motivo per cui noi abbiamo fatto anche un programma condiviso. Quindi per quanto riguarda la sostanza, diciamo la ciccia, quindi il programma, i disegni di legge, le interrogazioni, noi ovviamente per trasparenza avremo sul sito una pagina trasparenza dove rendiconteremo tutto, faremo le riunioni ogni 6 mesi dove rendiconteremo tutto, apriremo una pagina partecipazione dove tramite liquid feedback ognuno potrà mandare le proprie proposte, stiamo facendo le commissioni parallele, quindi da parte nostra il mantenere un rapporto con la base e l'avere delle decisioni condivise lo stiamo facendo, ma su quello per cui noi siamo stati eletti, noi siamo stati eletti per il programma, per portare avanti dei progetti ai cittadini, no, quindi non dobbiamo rendere conto sugli strumenti, ovvero se io devo comprare un computer A o un computer B o se devo assumere la persona A o la persona B, perché ci deve essere anche dato modo di lavorare. Questa è una cosa molto importante, quindi noi non possiamo essere, diciamo... No, perché tu mi hai detto perché questa... No, scusami. Tu hai chiesto perché tu hai chiesto questa... sulla disoccupazione... La rifaccio la domanda, io ho detto... Allora, sulla disoccupazione... No, hai fatto due domande. Una era un'osservazione, non è una domanda. Sono condivisibilissimi e penso che qua tutti siamo... Però ho detto solamente, perché non siamo stati un po' coinvolti su questi criteri che avevate deciso? Sì. Basta. Va bene, basta. Prima, io dico, prima. E poi ho chiesto la disoccupazione. Allora, innanzitutto una cosa che volevo aggiungere sul criterio della disoccupazione, ovviamente abbiamo messo anche questo criterio perché è inutile, essendo comunque sia un lavoro a tempo determinato, quindi se ci va bene per 5 anni è inutile che qualcuno si lasci il proprio lavoro per venire a lavorare con noi, quindi questa è la nostra motivazione. Per quanto riguarda il discorso del giovane e il vecchio, noi abbiamo il più giovane, non voglio dare del vecchio a nessuno, del più anziano, perché comunque sia come Movimento 5 Stelle in genere anche per la scelta dei candidati abbiamo utilizzato questo criterio di scegliere il più giovane, quindi siamo rimasti coerenti con quello che è stato fatto anche durante la scelta dei candidati a livelli regionali. E perché a livello nazionale non si è fatto? Allora, rimane il fatto che tutto quello che oggi stiamo dicendo, cioè non è che sono così e così deve morire. Se abbiamo pensato una cosa che per tutti è, cioè, ma siete fuori strada completamente, si cambiano le cose, mica non si possono cambiare. Allora, sono Renzo Gatto di Mazzarino e io per esempio non sono d'accordo con il fatto che non ci devono essere parenti. Io sono stato sempre contro le parentopoli, però devo dire che c'è una persona qua dentro che si è spesa forse più di tutti, che io conosco pochissima, e si chiama Azzurra Cancelleri. Allora mi dico, perché non può essere scelta e poi perché bisogna portare solo disoccupati? Se un disoccupato non ha competenze, non è perché il disoccupato gli dà un titolo, dice lo sistemiamo, perché noi abbiamo bisogno di gente, come diceva Giuseppe Lo Monaco, di fiducia sicuramente, ma di gente anche che sa fare il proprio mestiere, e non è che è detto che perché sono disoccupato ho un titolo in più per farlo. Rispondo in conflitto di interessi, visto che si parla di sorella. Allora, i criteri che ha enunciato Giampiero non erano volutamente, cioè non erano messi lì dal primo all'ultimo per caso, erano messi dal primo all'ultimo proprio perché veniva data l'importanza, primo questo, secondo questo, terzo questo, per cui se alla fine
E questa cosa dovrebbe essere, cioè può essere un discorso che per Azzurro non va bene, non verrà presa, cioè se ne parla una ragione. Noi abbiamo pensato che questa cosa sia giusto anche perché in campagna elettorale abbiamo detto che noi non assumiamo amici e parenti, non assumiamo, cioè questa cosa non è bene. Io non ci do un male, è un attivista come tutti gli altri ed è giusto che faccia la propria strada. Se il gruppo, se gli attivisti riterranno che questa persona è valida, allora può venire a lavorare nello staff regionale, a me chiaramente, visto che mia sorella, mi fa solo piacere. Però non è una cosa sulla quale dobbiamo puntare, noi dobbiamo tracciare un segnale forte, dobbiamo rompere col passato e per rompere col passato a volte ci dobbiamo anche rompere un po' i piedi pure noi, però va bene così. Buongiorno a tutti, mi chiamo Benedetta Amato, vengo da Catania. Vorrei fare una premessa. La premessa è che noi comunque dobbiamo cominciare a fidarci un po' di più di questi ragazzi che abbiamo sostanzialmente prima scelta e poi mandato all'AS. Questo significa cosa? Che dal mio punto di vista ovviamente, che la base, che siamo noi, dovremmo cedere un po' della nostra sovranità a favore loro e loro allo stesso tempo dovrebbero comunque accettare un nostro controllo. Questo perché io sto notando a livello locale che si sta verificando uno scollamento tra la base e quello che è il gruppo organizzato, chiamiamolo così. Questo accade perché non tutti gli aspetti possono essere rimessi alla base e allo stesso tempo non tutto può essere deciso dal il vertice, chiamiamolo così. Quindi o noi ci mettiamo d'accordo nel senso che un po' della nostra comunque sovranità la cediamo, o altrimenti succede che si verificherà uno scollamento. Ora finisco questa premessa, ripeto, è mia, può essere contestabile, però è anche una questione oggettiva, quello che sta verificando oggi è evidente. Io sono d'accordo ai loro criteri perché sono sicuro che se loro sbagliano noi li bastoneremo, quindi sono contento che il controllo si faccia dopo piuttosto che prima, altrimenti non ce ne usciamo più sostanzialmente. Ora faccio la mia proposta concreta. La mia proposta attiene sostanzialmente al nostro mandato elettorale, che sia di denunciare quelli che sono gli abusi della cassa, sia anche comunque cercare di ridurre i costi della politica. Quindi il mio punto di vista qual è? Quello di innanzitutto denunciare in maniera forte questo meccanismo di cui ha parlato Giampiero, perché questo meccanismo di Giampiero è un meccanismo perverso che è proprio figlio della nostra politica, perché più spendi più puoi spendere. In altri termini cosa significa? Che se loro si prendono questi famosi dipendenti all'interno dell'asse hanno il doppio del budget previsto per poter assumere all'esterno. Di denunciare questo in maniera molto forte e dire appunto che questo meccanismo perverso non può essere accettato da parte del Movimento 5 Stelle. Allo stesso tempo come si potrebbe risolvere il problema dei dipendenti, perché oggettivamente loro hanno bisogno di persone di fiducia, assolutamente, che ognuno deve prendere chi vuole, movimentista o no. Si può risolvere attraverso il cosiddetto distacco, cioè chiedere ai dipendenti pubblici della pubblica amministrazione, se è possibile ovviamente, se possono venire a lavorare per il movimento. Ovviamente si tratta di dipendenti pubblici che devono far parte dell'assessorato comunque di Palermo, perché se noi prendiamo un dipendente che sta a Siracusa è ovvio che gli dobbiamo pagare la missione, a quel punto conviene che si prenda un altro dipendente. Quindi la proposta è questa: cerchiamo di denunciare questo abuso e quindi avremo ovviamente meno budget e quindi cercare di superare questa problematica attraverso l'uso di dipendenti pubblici, perché ricordiamoci, Sicilia è la regione con il più alto numero di dipendenti in tutta Italia, quindi è anche una questione ideologica. Dunque io voglio dire questo, Rossana mia d'altro, la questione dei collaboratori che prenderanno dei criteri, che quindi a me sembra abbastanza irrilevante, nel senso che io ho assoluta fiducia in loro e nei criteri che applicheranno per la scelta dei collaboratori. Quello invece che mi sembra decisamente più importante e fondamentale è il discorso degli stabilizzati. Allora, ieri noi ci siamo trovati ad Alcamo con un meetup per cui hanno partecipato Trapani, Partanna, Castellammare ed Alcamo. Ne abbiamo discusso e la conclusione alla quale siamo giunti è questa, che accettare di assumere questi stabilizzati vuol dire cedere ad un compromesso in una questione che è assolutamente
significa avallare un sistema che siamo lì per combattere, e quando mi dicono noi siamo lì per cambiare, dobbiamo cambiare prima, non prima accettare e poi dire ah però forse non ci sta bene. Non è questo l'ordine del giorno. No. Aspetta, se l'intervento deve riguardare solo i collaboratori che loro dovranno assumere, non mi riguarda. Ma siccome Giancarlo ha aperto con questa questione, un attimo solo, lei ha aperta e poi è passata molto così in alto, nel senso che c'è stato detto che alla fine li prenderete perché se no non si può lavorare, non si può... No, allora ascolta, il problema è uno solo, se non ne prendiamo neanche uno, non ci danno il contributo unificato e non ne possiamo prendere neanche di fuori. Ho capito, E facciamo tutto da noi? Ma scusa, allo stesso modo abbiamo rinunciato ai rimborsi elettorali, avete rinunciato agli stipendi per questione di principio. Ora la questione cos'è? Noi la pensiamo in un modo, però facciamo in un altro perché ci servono i soldi. Sì, noi abbiamo, quando siamo confrontati su questo argomento, io sono una di quelle che ha detto assolutamente no, non prendiamo questi qui interni, quindi avevo una posizione simile, non mi ricordo il nome, a Rossano. Il fatto è che ci tolgono i soldi, la metà, per cui ci viene tolto ma voi resistete, non è così semplice, ci servono le persone anche per andare a prendere le cose, le carte, voi non avete visualizzato cosa significa girare lì dentro, come sono combinati gli uffici, e anche il fatto che le persone servono, se non prendiamo 5 persone di questi tizi che ci vengono proposti, ci tolgono metà dei soldi, cioè resteremo con 22.000 euro e con questi 22.000 ma rinunciamo o rinunciate? Il discorso è che dobbiamo lavorare. Ma come devono lavorare? Ma denunciamo successivamente cambieremo la legge, già non l'ho spiegato, le porteremo avanti le nostre istanze perché non è proprio di cazzo. Però se il convento passa di Moni. Giandanilo Giuliana da Mazzarino. Sono d'accordo con le proposte che avete fatto perché almeno qualcuno lavora. Questo è il primo punto. Poi il sistema è molto farraginoso, bisogna vedere i contratti, può darsi nel contratto ci sia anche una sorta di rimborso spese, perché se è il contratto pubblico ci dovrà essere, quindi non facciamo il problema di ghettizzare come al solito le province più lontane da Palermo. E concludo qua. Una cosa che è fuori dal punto, io invito Giancarlo a spiegare il sistema delle candidature non condivise, quelle nazionali, di giustificare almeno questa scelta, il portavoce sei tu Giancarlo, questa scelta perché è stata fatta il 29 ottobre quando già ancora si lavorava per gli spogli ed è sorto anche il problema di 3 candidati di Caltagirone che sono venuti a Mazzarino a dare contro a favore dell'APA, a dare contro il nostro candidato, che si sono trovati, no, io l'ho spiegato che era fuori allora. Grazie. Devo dire solo una cosa, io volevo un attimo spezzare una lancia a favore di Valeria. Io capisco il tuo discorso e nella tua situazione l'avrei fatto anch'io. L'unica cosa è che, come vedi, la discussione è aperta, quindi noi abbiamo fatto una proposta, ma ovviamente la discussione è in continua evoluzione, così come lo è il movimento. Io direi, infatti, una mia proposta personalissima, ma non ho parlato con loro, potrebbe essere, è sorto il problema del criterio parentela, mettiamolo ai voti non adesso, attenzione perché le votazioni non sono, ma le votazioni vanno fatte online e dobbiamo veramente impegnarci perché le votazioni vengano spostate tutte online. Quindi la discussione è sempre aperta, noi 5 ci insediamo, purtroppo c'era da presentare una proposta oggi, se ne parla, però almeno abbiamo un punto di partenza. Per quanto
discorso degli interni o non interni, perché è una questione politica. Quindi anche questo io propongo di metterla a votazione, perché da un lato o ci prendiamo questi 12 perché sono 12 persone e manteniamo i 45.000 euro quelli che sono, o non ce li prendiamo e abbiamo 22.000 euro. Ora, se non ce li prendiamo, se scegliamo di non prenderli, io personalmente sarei per non prenderli, però capisco le difficoltà, ci assumiamo tutti, ma tutti quelli che siamo qua, la responsabilità di aver fatto una scelta sbagliata. Il mese prossimo poi magari si fa un'altra votazione o si fa qualcos'altro, si trovano delle soluzioni, però quanto più condivisi sono le soluzioni, tanto più la responsabilità è spalmata su tutti noi, diciamo. Antonio no, aspetta, ti devo rispondere sul discorso delle candidature nazionali. No, il criterio delle candidature nazionali non l'abbiamo ovviamente fatto noi, il comunicato numero 53 di Grillo che dice si possono candidare le nazionali solo chi si è candidato già col movimento, per cui questo ha tagliato netto alla stessa altezza tutti, e ha tagliato fuori gente per bene che si poteva candidare e non si è voluta candidare, però ha messo al riparo a noi, perché se no oggi la Sicilia qua non era un'assemblea ma era la striscia di Gaza oggi. Immaginiamo tutti che si potevano candidare, eravamo 5.000, non eravamo 300 ovviamente. Allora, l'idea di quella persona degli fuoriusciti caltagironi che sono venuti a Mazzarino a fare la controcampagna elettorale parlando male, i criteri di scelta parlano chiaro, non si può candidare chi non è stato candidato al movimento, chi non fa parte del movimento e soprattutto chi è fuoriuscito dal movimento, c'è scritto, per cui se nella lista domani spunterà qualcuno che è di Caltagirone ma non è più del gruppo Caltagirone, basta mandare un'email allo staff e dire Ciccio non è più qui e lo levano. La domanda che io sui criteri di scelta non discuto, perché siete liberissimi di creare i criteri di scelta però c'è un fatto politico. Mi chiedo e vi chiedo che differenza fa tra questo gruppo del Movimento 5 Stelle e gli altri gruppi parlamentari che si comportano, che voi vi comportate esattamente come gli altri. Scusatemi, fatemi finire di parlare. Nel momento in cui accettate la logica del sistema, qual è la differenza? Me lo volete spiegare? Il lavoro si fa. Non lo so io come si potrà, non lo so, ma intanto c'è un principio, ed il principio è il rispetto della diversità. Siamo diversi, ci dobbiamo comportare in maniera diversa. Quindi questo è un punto che pongo all'ordine del giorno e che sia votato prossimamente. Scusa, fammi finire di parlare, io ma su questo argomento sempre sto parlando, guarda. A 2 minuti. No, c'è un altro argomento, c'è l'argomento della commissione. Scusa, non è così, c'è un problema di organizzazione di commissioni. Mi pare che l'avete detto voi, no? Cancelliere, avete detto voi. Il problema delle commissioni. Non è un problema. Lei non pone come problema un problema. Non è un problema. Lei che usa problema, non è un problema. Quindi non lo dica mai. Va bene così, per me era Allora, volevo rispondere brevemente a questo discorso del personale che deve lavorare nei gruppi parlamentari. Chiaramente noi ci stiamo sempre rapportando, ogni volta che abbiamo, dice raga ma come ci comportiamo? La prima cosa che facciamo è telefonare in Emilia Romagna e in Piemonte perché sono gli antesignani, quelli che stanno facendo strada, e abbiamo capito, abbiamo chiesto come siete organizzati. Ci sono 2 consiglieri regionali in Emilia Romagna e 2 consiglieri regionali in Piemonte. Le condizioni chiaramente sono diverse. Allora in Emilia Romagna hanno fatto questo. Di fronte al fatto di poter assumere del personale, non hanno loro distabilizzati, cioè personale interno, perché dovevano prendere gente di fuori. In Piemonte hanno fatto un discorso politico, cioè hanno assunto persone del movimento. Sono 2, hanno 7 persone. In Emilia Romagna sono 2, ne hanno 8
Però siccome avevano il problema di dover scegliere chi scegliamo, quelli del movimento, allora quando scegli quelli del movimento poi parte l'invidia, ah perché lui sì, a me no, e di qua e di là, tagliano la testa al coro e hanno preso gente di fuori, ne hanno studi per curriculum di fuori completamente, non c'è proprio neanche uno del movimento. Chi del movimento vuole lavorare nel gruppo regionale del Movimento 5 Stelle di Emilia Romagna ci va a lavorare gratis, cioè dice io ho 2 ore disponibili e vengo lì. Ora, perdonatemi, io non sono esattamente d'accordo con questa logica pur rispettando le scelte degli altri, però sono più vicino ad un'idea come quella del Piemonte, cioè nel senso, qui in campagna elettorale c'è stata gente che gratuitamente, c'è stata gente che ha fatto vedere che è capace di lavorare con i social network, facendo la comunicazione, andando a guardare, scrivendo parti del programma, mettendosi al lavoro con il liquid feedback, cioè un lavoro di organizzazione che ha fatto uscire quello che realmente ognuno di noi sa fare. E io ho questa esperienza e credo che in questo momento sto parlando in nome degli altri, perché dobbiamo buttarla a mare? Allora quando voi mi dite non dobbiamo prendere il personale interno, quindi non prendi il personale interno, ti dimezza il budget, noi avremo la possibilità di prendere personale esterno con una risorsa di 22.000 euro al mese, sono lordi. Ci escono quanto? 5-6 stipendi normali, cioè io prendo una persona di Ragusa e gli dico devi venire a lavorare a Palermo, perché non è che deve lavorare a Ragusa, deve lavorare a Palermo, e quanto gli devo dare per farlo stare a Palermo dal lunedì al venerdì con una casa in affitto? Gli devo dare 1.000 euro, cioè devo creare un nuovo povero a Palermo perché lavora per il movimento, cioè signori le competenze devono essere date. Qua il discorso è questo, allora io devo prendere una persona e di avere le possibilità di andare a vivere lì, perché deve lavorare serenamente, cioè se sta macchina funziona e sputa fiamme è solo perché gli ingressi sono ben lubrificati e siamo un gruppo coeso, diversamente se no chi di voi è disponibile facciamo un calendario, perché io devo sapere che dal lunedì al mercoledì deve venire Gianni Pozzone, dal venerdì al sabato deve venire Valeria, dalla domenica all'altro mercoledì deve venire Ciccio e venite a lavorare gratis in regione. A me io problemi non ne ho, però attenzione, la vostra vita continua e se nessuno vi paga dopo le prime 2 settimane di volontariato da Boy Scout poi ne dite ciao e lì facciamo una figura. Allora, io sono Antonio Venturino, una cosa molto semplice signori, io capisco tutte le signore prima parlavano, non è che siamo soltanto noi 15 all'interno della regione, lì noi dobbiamo interloquire con altri 75 candidati, okay, che sono stati da un'altra parte della Sicilia, e per lavorare all'interno di quel sistema, noi quel sistema dobbiamo conoscerlo meglio. Cosa voglio dire? È il solito problema che ci si poneva prima in o out. È più facile distruggere un sistema dall'esterno o è più facile capire come quel sistema funziona operando all'interno e poi all'interno, attraverso le leggi eccetera, poterlo cambiare? Allora, io dico, se noi oggi andiamo là dentro e cominciamo a dire questo no perché noi siamo diversi, noi non faremo una mata minchia. Noi dobbiamo andare là dentro, mettere in condizioni questi 14-15 poveri disgraziati che qua siamo messi, e vi faccio notare una cosa, quando mai è successo in questa Repubblica che un gruppo parlamentare si espone così davanti alla propria base? Allora, io dico, dobbiamo dare la possibilità a questi 14 rappresentanti del Movimento 5 Stelle di poter lavorare, e vi chiedo, se lavorare significa utilizzare quei soldi eccetera, al momento facciamolo, poi dall'interno, quando conosciuto il sistema saremo in grado di legiferare e cambiare dall'interno queste regole, noi lo faremo. E allora, questo è l'ultimo punto, così poi noi lasciamo spazio al normale svolgimento dell'assemblea dopo la pausa e così cominciamo a parlare di idee e di situazioni. Perciò l'indennità parlamentare è 5.101,68 euro, sono netti. La diaria è 3.500 euro al mese, netti. Il rimborso spese per esercizio del mandato parlamentare 3.180 euro, netti. Spese di trasporto, se si vive a Palermo, se si risiede a Palermo 3.300 euro l'anno, entro 100 km 6.600 euro l'anno, oltre 100 km 8.000 euro l'anno. L'assegno di solidarietà alla fine del mandato, che è pari praticamente all'80% lordo di una mensilità. La pensione,
che viene erogata praticamente quando si raggiungono i 65 anni se si è fatto un solo mandato, oppure a 60 anni se se ne sono fatti 2. E poi l'assistenza sanitaria integrativa che viene è sempre anche lì obbligatoria, viene pagata dal parlamentare e praticamente può essere estesa anche alla famiglia. Dico una cosa stupida sostanzialmente quella dell'assistenza sanitaria, all'interno del Consiglio di Presidenza poi si potrebbe anche levare, anche perché vengono presi materialmente i soldi allo stipendio del parlamentare stesso. Allora come ci comporteremo? Per quanto riguarda l'assegno di solidarietà e la pensione, cioè sostanzialmente la buonuscita e la pensione, non ci sono moduli che danno la possibilità ad un rifiuto, cioè proprio materialmente chi si su e chi si va a pigliare. Siccome c'è tempo, visto che avremo almeno, si spera, 5 anni di tempo prima di arrivare a queste cose, potremo avviare una discussione interna a tutto il movimento, per cui non abbiamo preso una particolare posizione rispetto a questa cosa. Allora, l'indennità che è di 5.800 euro noi abbiamo detto che la riduciamo a 2.500 euro, per cui il resto viene preso e ridato direttamente alla regione. La diaria che è di 3.500 euro, noi utilizzeremo questo sistema, un rimborso spese di viaggio rendicontate in maniera puntuale, per cui ad esempio io sono di Caltanissetta e vado a Palermo, mi sposto con l'autobus, col treno, mi farò un abbonamento perché mi conviene economicamente e lo scontrino dell'abbonamento verrà messo online nella mia pagina, per cui io avrò un rimborso di questa cosa.